Place zero 9 to Bergamo. Io parlo Mr. Luca Leotti, I'm breakfast officer Stefano Pisani. My name is Jessica Rosetta and Paolo and Daniela, which is in Caroline Road. Flight time is approximately 1 hour and 20 minutes. Before our departure, may we have your complete attention while the cabin crew point out some of the features of possible incidents Thank you. Buongiorno, questo volo 5093 per Bergamo durerà circa un'ora e 20 minuti. Prima della partenza vi diamo 2 minuti di attenzione per la dimostrazione visuale di sicurezza. Vi ricordiamo l'uso di telefoni cellulari e tablet è permesso esclusivamente in modalità da volo. Vi chiediamo quindi di selezionarla adesso oppure di spegnerli, grazie. Welcome on board this Ryanair flight. May we have your attention while we point out some of the safety features on this Boeing 737-800 aircraft. Please remove headphones during this demonstration. There are 8 emergency exits, each marked with a red exit sign. 4-path markings along the cabin aisle will illuminate in darkness and guide you to the nearest exit in an emergency. There are 4 main doors, 2 at the front of the cabin, 1 left and 1 right, and 2 at the rear of the cabin, 1 left and 1 right. There are 4 overwing exits in the center of the cabin, 2 left and 2 right. Please note the nearest exit to you, which may be behind you. To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle. To secure, pull on the loose end of the strap, and to open, lift the buckle cover. In the event of a sudden loss of cabin pressure, individual oxygen masks will drop automatically from the panel above your head. If this happens, remain seated. Pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. To secure the mask, pull one end of the strap. Adults traveling with young children, please attend to your own mask first. Your life jacket is stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. In the unlikely event of landing in water, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front and secure as the crew are now demonstrating. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket inside the cabin, as to do so will impede your exit. Further information may be found on the safety card, which is displayed within the area you are seated. Your captain invites you to read this card carefully before departure. Please now ensure that your seatbelt is securely fastened. Tray table is in the upright and locked position, armrests down and window blinds open. We recommend for your comfort and safety that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. There is a call bell, reading light and fresh air vent in the panel above your head. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now. Laptops must be stowed in cabin baggage under the seat in front of you or in the overhead locker for taxi, takeoff and landing. We would like to remind you that smoking is not permitted. Thank you for your attention. Please sit back, relax and enjoy your flight. Benvenuti a bordo di questo volo Ryanair. Vi preghiamo di prestare attenzione mentre vi illustriamo alcune norme di sicurezza da rispettare a bordo di quest'aereo Boeing 737-800. L'uso di auricolari non è permesso durante la dimostrazione. Ci sono 8 uscite di emergenza, ciascuna delle quali è segnalata dall'apposito segnale rosso di uscita. La cabina è dotata di un percorso luminoso segnaletico che si illuminerà al buio, guidandovi verso l'uscita più vicina in caso di emergenza. Ci sono 4 uscite principali, 2 nella parte anteriore della cabina, una a sinistra e una a destra, e 2 nella parte posteriore della cabina, una a sinistra e una a destra. Ci sono inoltre 4 uscite al centro della cabina in corrispondenza delle ali, 2 a sinistra e 2 a destra. Familiarizzate con l'uscita più vicina in quanto potrebbe essere dietro di voi. Per allacciare la cintura inserite la parte metallica nella fibbia, per stringerla in vita tirate
Alzate la parte in stoffa e per slacciarla tirate la cinghia verso l'alto. Nel caso di un'improvvisa perdita di pressione in cabina, una serie di maschere per l'ossigeno scenderanno automaticamente dal pannello sopra di voi. Rimanete seduti, tirate la maschera verso il basso per iniziare la fuoriuscita di ossigeno, posizionate la maschera sopra il naso e la bocca e respirate normalmente. Non allarmatevi se il sacchetto non si gonfia, l'ossigeno esce lo stesso. Per stringere la maschera sul viso tirate solo un lato dell'elastico. Se viaggiate con bambini pensate prima alla vostra maschera. Il giubbetto di salvataggio è situato nel pannello sopra di voi o sotto il vostro sedile. Nella rara eventualità di un ammarraggio, rimuovete il giubbetto dalla confezione e indossatelo. Passate la cintura attorno alla vita e allacciatela davanti come dimostrato. Per stringerlo in vita tirate la parte restante della cintura. Per gonfiare il giubbetto tirate con forza la levetta rossa. Il giubbetto è dotato di un boccaggio per il gonfiaggio e sgonfiaggio manuale e di una luce per attirare attenzione. Non gonfiate il giubbetto all'interno della cabina in quanto potrebbe ostacolare l'uscita. Troverete ulteriori informazioni nelle istruzioni di sicurezza localizzate in prossimità del vostro sedile. Il comandante vi invita a leggere queste informazioni con attenzione. Assicuratevi ora di aver allacciato la cintura, di aver riposto il tavolino e il poggiabraccio e di aver riaperto l'oscurante del finestrino. Per la vostra sicurezza vi consigliamo di tenere la cintura allacciata per tutta la durata del volo. Nel pannello sopra di voi potete trovare un campanello, una luce di lettura e un buchettone per l'aria. Dispositivi quali tablet e telefoni cellulari possono essere utilizzati durante tutte le fasi del volo, ma solo in modalità in volo. Selezionate adesso la modalità in volo. I computer portatili devono essere riposti nel bagaglio a mano, nelle apposite cappelliere o sotto il sedile di fronte a voi durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. Vi ricordiamo che è severamente vietato fumare. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un piacevole volo. Ladies and gentlemen, board is step perfectly your fan life jackets, in mano just above your head. Thank you, signori e signori, a bordo di questo tipo di aeromobile trovate i giubbotti di salvataggio nel pannello sopra di voi, grazie.